Mister Luigi Trevisan, tecnico della Juventina Laghi, questa sera alla finale Trofeo Regione Veneto prima categoria, vinta ai calci di rigore. Mister, che partita è stata? Siete stati in vantaggio 2-0, poi anche nei supplementari vi siete fatti riacciuffare un po' sul più bello, poi ai rigori insomma avete avuto la freddezza però per portarla a casa. Che emozioni, che sensazioni da questa finale? Direi che l'abbiamo rimessa in piedi 3 volte questa partita qua, come ha appena detto lei. I ragazzi sono stati bravi nel credersi fino alla fine, qualche errore a livello difensivo l'abbiamo commesso, comunque tutto sommato penso che nell'andamento della partita ce la siamo meritata. Salif Nonni, attaccante della Juventina Laghi, autore di una tripletta quest'oggi alla finale del Trofeo Regione Veneto prima categoria, hai segnato anche il rigore nella sequenza finale. Salif, che partita è stata? Vabbè, la tua è incredibile, ma insomma in generale che gara è stata? È una partita a sogno questa, non la sarei mai immaginata. Ho vinto una squadra che non ci ha mai lasciato, mai mollato un attimo e sono contento per i ragazzi. È stato bellissimo, non c'è emozione, non ho aggettivi. Roberto Pauletti, tecnico del Cavarzano Oltrardo, al termine della finale Trofeo Regione Veneto prima categoria. Mister, l'avete persa ai calci di rigore dopo averla riacciuffata per 2 volte, direi con merito, con grande carattere. Che finale è stata, insomma, nonostante questo, diciamo, epilogo amaro? È stata emozionante, vibrante fino alla fine, purtroppo con un epilogo negativo. Dispiace perché avevamo giocato un buon calcio, 3 gol di ottima fattura, provando a giocare a calcio, e questo dispiace perché ci speravamo, ci contavamo, avevamo lavorato tanto per arrivare a questo risultato qua con tanta fatica, però ci ributtiamo in campionato e continuiamo a lavorare. Ecco. Rudy De Vettor, capitano del Cavarzano Oltrardo, al termine della finale Trofeo Regione Veneto prima categoria, persa ai rigori. È stata, Rudy, una partita pazzesca, l'avete riacciuffata 2 volte in maniera incredibile, poi insomma ai rigori, come si sa, è una lotteria. Comunque direi grandi complimenti a voi per questo risultato. Sì, abbiamo fatto una partita importante, sapevamo che erano loro una buona squadra perché una squadra non è seconda classifica in prima categoria per niente. È chiaro che abbiamo impostato una gara magari un po' sulla difensiva e cercare di colpirli in contropiedi, soprattutto sulle fasce, perché sapevamo che avendo una difesa a 3 magari potevano soffrire un po' sulle parti esterne. Si sono dimostrati una bellissima squadra, forse la migliore che abbiamo incontrato in questo percorso di Coppa. Peccato che eravamo riusciti a raddrizzarla prima di 2 gol e poi abbiamo fatto un 3-3 alla fine, sprecando qualche buona occasione. Penso che alla fine della fiera, non dico che sia meritata la vittoria loro per numero di occasioni, però è sicuramente legittima, non hanno rubato niente.